Intanto benvenuti a questo finale per il campionato Under 16. Abbiamo sentito poco fa appunto le due squadre, quindi Scomed, Bonporto e Asiago Vipers. Adesso ci stringiamo tutti per l'inno dei Mameli. E quindi dopo l'inno si parte con questa bellissima partita tra queste due squadre che hanno dimostrato negli scorsi giorni di avere delle capacità veramente incredibili. Abbiamo forse un Asiago più completo dei Bonporto, Scomed, ma sicuramente guidati intanto dal protagonista della semifinale di ieri sera, Giampaolo Bastianoni, e dal capitano Allegretti. Saranno sicuramente in grado di tenere testa ad Asiago e far nascere una bellissima partita, uno spettacolo per tutti noi che siamo qui a guardare e in questo caso a commentare questo match. Io sono intanto Cesare Calore e qui con me c'è anche Leonardo Masiero che mi aiuterà in questo commento, questa telecronaca di questa finale di campionato. Ciao a tutti, vi aiuterò con la telecronaca insieme a Cesare. E intanto andiamo a rivedere velocemente i nomi dei giocatori. Per Scomed Bonporto, numero 18 Santa Giuliana Alice, numero 21 Chirico Samuele, 27 Bastianoni Giampaolo, 38 Santa Giuliana Alex, 39 Vergari Francesco, 40 Vergari Giovanni Daniele, 42 Capitano Raimondi Federico, 49 Andreoli Nicolò, 56 Raimondi Francesco, 58 Roversi Gabriele, 59 Allegretti Tommaso, portiere Corazzari Emanuele. Riccardo, numero 14 capitano Oro Gabriel, numero 16 Basso Matteo, 18 Lazzari Leo, 19
Casagrande Rocco, 21 Carnino Leonora, 22 Manfio Ivan, 24 Rigoni Gabriel, 25 Rampazzo Jeremy, 26 Rosso Samuele, 27 Passador Federico, portiere Longhini Mattia. Intanto prosegue la partita, Capitan Oro cerca il tiro, intanto il disco rimbalza fuori dal campo e quindi Gufler è costretto a fischiare e ricominciare dall'ingaggio in zona della porta dello Scomed Bonporto. Intanto Leo, come ti sembra questo ritmo per la finale del campionato Under 16? Il ritmo ovviamente è alto e spingeranno tutti tantissimo per la medaglia d'oro e l'Asiago sta spingendo subito già dall'inizio, spostandosi tanto in attacco. Grazie Leo intanto per questo commento. Intanto in angolo Allegretti riesce a recuperare il disco che viene bloccato da Oro Gabriel al volo e cerca il passaggio per il compagno Rosso Samuele, che cerca di insaccare ma viene bloccato, tentativo bloccato da quindi il portiere Corazzari Emanuele, numero 45. E intanto ingaggio vinto da Asiago e torna dietro la porta Oro Gabriel, pressato da Giampaolo Bastianoni. Capitan Oro passa a Gloder. Oro chiama il disco intanto. Va il velo e quindi che consente a Gloder di ripartire, che cerca il tiro per la deviazione di Samuele Rosso, che devia in porta questo disco e Asiago si porta in vantaggio per 1-0 in questa finale dopo neanche 3 minuti di gioco. Arriva subito il gol con un tiro angolato e forte. E quindi si riparte da centrocampo, ingaggio vinto da Asiago Vipers. Intanto Capitano Oro cerca il passaggio per Lazzari, che però non riesce. Intanto Bastianoni che prova intanto in solitaria a liberarsi di 2 giocatori di Asiago. Possibile contropiede per Bastianoni, che però non riesce ad andare a buon fine in questo momento. Asiago si sta coprendo veramente bene, non sta lasciando nessun tipo di spazio. Probabilmente Scomed Bonporto dovrebbe provare a ripartire in velocità, proprio come è riuscito a fare nella partita di ieri sera durante la semifinale contro Milano. Ha visto Bastianoni in particolare partire più volte in contropiede, insaccare e andare a rete. Intanto Bonporto recupera il disco, però non riesce nel controllo. Occasione qua per Gloder, che si trova da solo davanti alla porta, ma spara il disco fuori e sopra la traversa. Intanto prova una conclusione da una posizione molto angolata Giampaolo Bastianoni. E intanto cambio delle linee.
Intanto si riparte, ingaggio vinto da Asiago in possesso del disco con D'Urso Filippo, che però lo perde, viene recuperato da numero 42 Capitan Raimondi di Bonporto, e a sua volta ha perso in favore di Asiago. Sale la tensione in questa partita e l'aggressività agonistica inizia a farsi già sentire. Intanto una conclusione di rovescio per Raimondi dalla posizione angolata, che però non impensierisce troppo il portiere di Asiago. Intanto si lotta in angolo, esce Bonporto con il disco, che però controlla, mi verrebbe da dire malamente, il disco, ma riesce comunque ad impostare una possibile azione. Peccato per Allegretti, che avrebbe potuto dare il passaggio al compagno dall'altro lato del campo, che si era proposto bene ed era in una buona posizione. Tanto Allegretti comunque continua la cavalcata verso la porta e prova il tiro. Tanto Capitan Raimondi prova un passaggio che però viene intercettato. Tanto possibile occasione, niente, ormai sfumata per Bonporto, e all'occasione di ripartire Asiago. Intanto cambio delle linee, rientra una prima linea di tutto rispetto per Asiago. Forse importante anche per Bonporto andare a fare il cambio delle linee, approfitterà appunto questa pausa per il disco che ci ha praticamente appena sfiorato a me Leonardo intanto nella nostra cabina di regia. Esatto, Leo, sarà sicuramente così. Infatti adesso c'è coach Franco che darà le sue indicazioni per i ragazzi e su come andare ad impostare le prossime azioni. E quindi si riparte da centrocampo con arbitro Favero che lancia il disco e Asiago che vince l'ingaggio con Oro Gabriel che controlla il disco, cede per Cloder, si accentra, prova il passaggio in mezzo per Rosso che non riesce ad agganciare. Intanto disco dietro, si riparte Oro, Lazzari, Cloder, Lazzari, tanto che controlla malamente il disco, ma fortunatamente si è liberato il suo compagno in zona offensiva e Rosso prova ad andare alla conclusione, però viene bloccata da il portiere degli Scomed Bonporto, Corazzari Emanuele. E intanto prosegue l'azione offensiva che però viene neutralizzata da Giampaolo Bastianini che con la sua velocità cambia velocemente fronte e regala un'occasionissima per i compagni di Bonporto che lottano davanti alla porta dell'Asiago Vipers. Intanto Bastianini anche a difendere
è sicuramente uno dei giocatori, probabilmente mi verrebbe da dire, più completi del torneo in attacco e in difesa. Ha un grande pattinaggio Giampaolo. Intanto si scaldano gli animi sia in campo sia nelle tifoserie. E quindi riprende il disco Capitan Raimondi, che però perde in favore di Asiago. Adesso occasione Allegretti di ripartire, e intanto Bastianoni prova il passaggio per il compagno al centro, però non riesce, riparte Asiago con un tiro veramente pericolosissimo che viene però parato da Corazzari. Ed c'è la rete di Giampaolo Bastianoni con un rovescio che probabilmente viene deviato dal difensore e che riporta Bonporto alla parità e quindi sull'1-1. Giampaolo cercava il passaggio in mezzo, però è stato deviato dal giocatore ed è finito in rete. Sì, infatti Leo ci conferma che anche lui ha visto la deviazione del difensore e quindi non ha potuto fare niente Mattia Longhini. Al minuto 12:05 per il Bonporto. Altra occasione per Allegretti che prova il tiro subito dopo l'ingaggio. Gol segnato ad Allegretti in realtà, quindi probabilmente potrebbe esserci stata una deviazione in realtà di Allegretti e non del difensore, però non siamo certi in questo momento. E quindi Bastianoni, possesso del disco dietro la porta. Disco dietro la gabbia per cercare un'azione offensiva e provare a cercare la seconda rete per portarsi in vantaggio. E ovviamente il sostegno da parte del pubblico sia per Asiago sia per Bonporto si fa sempre più intenso man mano che la partita si accende, questi botta e risposta tra queste due bellissime squadre. Intanto Allegretti per Bastianoni che ha l'occasione di ripartire in velocità, viene subito assalito da praticamente tutti i giocatori di Asiago e riesce a cedere il disco al compagno di squadra che si era proposto dall'altro lato del campo. Intanto occasione per Asiago con Oro che prova la conclusione che però viene parata da Corazzari. Parte con l'ingaggio vinto dall'Asiago, il Bonporto recupera il disco e cercano di portarsi in attacco e si ferma dietro la gabbia, difesa dal portiere. E quindi Allegretti controlla dietro la porta, Scomed si organizza probabilmente per far partire un'azione offensiva e lanciare Giampaolo Bastianoni che in questo momento si trova dietro la porta, trova il passaggio all'indietro per Allegretti che ha l'occasione di partire in velocità. Intanto scontri davanti alla nostra cabina di regia, probabilmente c'è non c'è un fallo, viene solo fischiato il
non ho visto la copertura del disco, probabilmente non saprei, non ho capito bene, non avendo visto la scena. Comunque si riparte con un ingaggio in zona della porta di Bonporto. Samuele Rosso all'ingaggio, intervistato ieri sera. Che dà un disco al compagno che non riesce ad approfittare. Intanto Allegretti, forse la stanchezza inizia a farsi comunque sentire, disco fuori del capitano Raimondi. Intanto Asiago ha la possibilità di ripartire con Gloder che scarta Corazzari e insacca la seconda rete per gli Asiago Vipers, e quindi Asiago sul 2-1. Un ottimo passaggio al centro e un ottimo lavoro dell'attaccante dell'Asiago che scarta il portiere e riesce a insaccare il disco in rete. Ottima azione qua degli Asiago Vipers, che hanno sfruttato appieno le loro capacità tecniche per andare infine a segno e mettere in difficoltà la difesa degli Scomed Bonporto. Intanto un'altra conclusione per Asiago e subito ribaltamento di fronte per Bastianoni che va al tiro. Intanto di nuovo Gloder che prova la deviazione per il compagno davanti alla porta, e abbiamo un'altra rete per Samuele Rosso davanti al Corazzari che niente può. Una pecca probabilmente anche della difesa di Scomed Bonporto, che dovrebbe stare sicuramente più attenta a lasciare queste possibilità ai giocatori di Asiago, che se si trovano davanti alla porta con anche solo mezzo secondo libero per prendere posizione e andare al tiro, sono difficili da fermare. E quindi Asiago 3, Bonporto 1 dopo 11 minuti dall'inizio del primo tempo. Cambio delle linee intanto. Occasione qui per Bonporto, che decide però di portare a casa il disco e mantenere in possesso con Raimondi, che va dietro la porta e si smarca bene, cerca di allungarsi il disco forse un po' troppo. Quindi molto vicini a un contatto falloso qui forse da parte degli Scomed Bonporto. Sicuramente Asiago è più tranquillo in campo, soprattutto con questi 2 gol di vantaggio, che però si accorciano subito, e questo è il bello dell'essere smentiti mentre si sta parlando. E quindi Bonporto va a segno per il 3-2 e accorcia le distanze con... Era un tiro inizialmente parato, però poi il disco è rotolato dentro ed è riuscito a segnare il giocatore del Bonporto. Con il numero 39 Vergari Francesco. Intanto prosegue l'attacco degli Asiago Vipers. Intanto Bastianoni che controlla il disco e riesce a smarcarsi di Lazzari. Leo vuole provare la discesa in solitaria, ma deve essere aiutato dai compagni.
infuocato Bastianoni che prova lo scartaggio, ma riparte il contropiede di Ora Gabriel che insacca nuovamente, riporta in vantaggio e allunga le distanze per gli Asiago Vipers sul 4-2. Bellissimi questi botta e risposta da parte di queste due squadre, sicuramente, insomma, come dicevo inizialmente, forse l'Asiago è una squadra un po' più completa, soprattutto la prima linea. Vediamo se magari uno sforzo maggiore da parte di magari Allegretti e Bastianoni può andare a compensare questa differenza. Intanto Lazzari prova il tiro. Allegretti toglie il disco agli Asiago Vipers con un buon intervento con la stecca e quindi possesso del disco per Bonporto con il numero 21 che si rifugia dietro la porta e cede il disco a Bastianoni. Giampaolo che prosegue, tira con un rovescio e segna con un tiro appunto di sorpresa e accorcia nuovamente le distanze per il Scomed Bonporto che si porta sul 4-3. E quindi asciugatura del campo e poi si prosegue. E quindi si riparte con un ingaggio a centrocampo vinto dall'Asiago. Controlla Gloder. Tanto Allegretti pressing su Gloder in angolo. Si lotta per il possesso del disco ed esce vittorioso Riccardo Gloder che porta il disco fino al centrocampo per poi essere bloccato dai difensori di Bonporto. Intanto una ripartenza da parte di Bonporto che termina con il tiro bloccato in questo momento in balaustra da Raimondi. C'è un tiro dalla distanza che impensierisce sicuramente Mattia Longhini da parte di Giampaolo Bastianoni. Per pochi centimetri il disco non è finito in porta. Che tiro, era molto angolato e con molta forza. Come ha detto Cece, per pochi centimetri non è entrato in porta. Altro tiro per Asiago con Lazzari. Si propone bene Oro che però non riceve il disco in tempo. Intanto Allegretti ha la possibilità di andare ma viene bloccato dai ragazzi di Asiago. Intanto Capitan
Oro prende il disco e lo porta a serve per Lazzari, che vede il compagno ma decide di tirare, conclusione che va fuori dallo specchio della porta. Intanto disco per Oro che serve in mezzo per il compagno, che però non riesce a controllare il disco. Intanto Gloder in angolo, serve in mezzo per Oro, che non si aspettava che il disco arrivasse proprio sul bastone. Intanto riparte Bastianoni e segna con un tiro da una posizione impossibile. Giampaolo Bastianoni, incredibile, incredibile. A prima vista sembrava traversa e poi ho visto che è entrato non me lo aspettavo, era una posizione difficile da segnare. Incredibile anche questa conclusione di Giampaolo Bastianoni. Sicuramente c'è bisogno di un time out, infatti, che è appena stato chiamato. Probabilmente anche Mattia Longhini forse ha un momento di difficoltà. Comunque tanto c'è bisogno di un reset per Asiago, altrimenti resta complicato prendere il largo. Ottima prestazione comunque di Giampaolo Bastianoni, che fino adesso veramente sta letteralmente rendendo la vita impossibile ad Asiago, e ci crede fino alla fine e vuole mantenere le distanze nel punteggio il più ravvicinate possibile per, chi lo sa, magari nel secondo tempo prendere il vantaggio della partita. Da 3 minuti e 34 alla fine del primo tempo. Si incendia quindi il tifo per gli Asiago Vipers, squadra sicuramente favorita prima delle finali nazionali per la vittoria del campionato, che però adesso sta trovando un Scomed Bonporto che inaspettatamente sta veramente rendendo la vita difficile agli Asiago Vipers. Intanto Raimondi dietro la porta, controlla del disco, numero di Raimondi che però di fatto regala il disco a Lazzari, che approfitta, e quindi disco in possesso di Asiago. Attenzione, 2 contro 2 per ripartenza per Bonporto, con Allegretti che prova lo scartaggio, che di fatto non riesce, quindi regala di nuovo il disco agli Asiago Vipers. Intanto Gloder, no scusate, Oro e Samuele Rosso che tira sotto le gambe del portiere, che non è riuscito a chiudere l'unico buchino per far entrare il disco, e quindi Asiago ritorna in vantaggio a 2 minuti e 35 secondi dalla fine del primo tempo con Samuele Rosso. E quindi si riparte a centrocampo, ingaggio vinto da Capitano Oro, che prova ad infiltrarsi nella difesa di Bonporto. Vediamo intanto adesso passaggio in mezzo per Rosso, Samuele che dà in mezzo per Gloder, che però non riesce a contrastare i difensori di Bonporto. Intanto disco di nuovo dietro, Gloder controlla il disco, si trova da solo e segna. Ottimo lavoro qua di Gloder, che si libera di tutti i difensori praticamente del Scomed Bonporto. Sì, probabilmente qua ci siamo trovati prima linea di gioco contro la seconda di
Bonporto, forse un po' un azzardo da parte della panchina di Bonporto. E quindi di nuovo tutto da rifare con Asiago in vantaggio 6-4. Intanto Asiago dietro la porta a cercare un movimento specifico dei suoi compagni per provare ad andare a segno. Parte in attacco l'Asiago, scarta tutti in palo. Un'altra traversa clamorosa, prova a ripartire Bastianoni, ma adesso forse il Asiago ha capito un po' il gioco, viene assaltato da 3 giocatori di Asiago. Intanto il disco Bastianoni che probabilmente proverà a andare al tiro nei prossimi 30 secondi. Adesso dietro la porta, intanto Bastianoni aspetta, prende il disco Allegretti che decide di andare avanti, forse 10 secondi. Non è la scelta migliore, però riprende il disco Bastianoni, mancano ancora qualche secondo, Bastianoni libero davanti alla porta ma non riesce ad agganciare il disco, prova a servire il compagno in mezzo che non è presente però, e quindi finisce il primo tempo. Finisce il primo tempo e le squadre vanno nei rispettivi spogliatoi per i prossimi 5 minuti e Leo, anche noi ci prendiamo una pausa meritata dopo tutte queste partite che siamo qua a fare la telecronaca. Quindi ci rivediamo tra qualche minuto per questo secondo tempo di questa bellissima finale tra Asiago e Bonporto Scomed. Rimanete connessi.
E quindi eccoci qua di nuovo per il secondo tempo di questa finale per il campionato Under 16. Giù il disco, si riparte. Intanto ingaggio vinto da Asiago in possesso del disco con Capitan Oro dietro la porta. Tanto una fase un po' più lenta, Asiago sicuramente non ha nessuna fretta in questo momento. E quindi tiro di Oro Gabriel, un bel tiro ma viene bloccato da Corazzari che interviene prontamente con la pinza e quindi si andrà all'ingaggio in zona difensiva per Bonporto, quindi Bastianoni contro Rosso. Quindi Asiago vince l'ingaggio. Vediamo intanto sempre Bastianoni in angolo che si libera dei due giocatori di Asiago, arriva al terzo che non riesce a superare. Intanto Lazzari che riesce ad andare per la porta e a prendere fallo, e quindi sarà il primo power play per gli Asiago Vipers. E quindi 2 minuti per il numero 42 per ostruzione. Si riparte con l'Asiago che recupera il disco cercando una serie di passaggi per andare al tiro e provare a insaccare il disco in rete. Disco recuperato da Giampaolo Bastianoni. Intanto Bastianoni porta su il disco e cerca di far passare secondi preziosi di penalty. Asiago controlla il disco. E quindi tiro di Lazzari. Passaggio per Gloder. Passaggio per Samuele Rosso davanti alla porta che prova ad insaccare ma non riesce. Tanto palo e traversa di Lazzari, e quindi Corazzari e Scomed Bonporto salvati da palo e traversa. E intanto continua l'assalto di Asiago. Oro, Lazzari, tiro fuori dallo specchio della porta. Rosso cerca di mandare il disco indietro, intanto Scomed Bonporto che libera, riprendono le posizioni. Intanto mancano pochi secondi per il rientro del quarto uomo di movimento per Bonporto, che in questo momento in realtà ha l'occasione di ripartire con il passaggio per Bastianoni che non riesce completamente ad agganciare il disco. Intanto poteva esserci anche un fallo qui in favore di Bonporto che però non si concretizza, e quindi il disco dietro. E adesso qua la faccenda si fa difficile.
È una gara a chi resiste fino all'ultimo praticamente. Intanto di nuovo possesso disco per Asiago, che come dicevo prima non ha... Ma dai, no, non è fallo questo, probabilmente non mi sembrava neanche... Sì, toccato alla gamba, però non mi sembrava uno sgambetto secco. E quindi fallo per Bonporto, che adesso deve per forza scomporsi e cercare di andare a prendere questo disco per non far passare ulteriore tempo in 5 contro 4. Tanto forse un po' di pressione in più è l'unico modo, come stavo dicendo, per cercare di indurre all'errore questi ragazzi che sono anche in campo da tanto tempo, e probabilmente metterli un po' alle corde è il miglior modo per farli sbagliare. Quindi comunque sarà un altro power play per Asiago. Intanto chiede spiegazioni del fallo il Bonporto, che si lamenta. E quindi altro fallo per il numero 42 Raimondi Federico, questa volta per sgambetto. E quindi si riparte con l'ingaggio vinto da Scomed Bonporto, che però viene subito in realtà ripreso il disco da Asiago, con Samuele Rosso che recupera il disco e serve per Lazzari, che tira fuori dallo specchio della da centrocampo. Gloder serve per Lazzari, che va al tiro. Bastianoni libera. Asiago intanto provano a cambiare le posizioni. Attenzione, un'altra traversa di Rosso. Traversa piena. E quindi Rosso di nuovo. Un passaggio forse di troppo, anche se ci stava di Lazzari per Gloder, che non riesce ad agganciare. Intanto Rosso si propone. L'idea c'era, però è stato un po' sfortunato, è stato vicino alla porta, troppo vicino alla porta. Sì. E intanto Oro. Lazzari prova il passaggio in centro per Rosso, che si avvicina pericolosamente alla porta. Intanto Rosso di nuovo
Allegretti riesce a prendere il disco e a ripartire in contropiede, prova il numero e tira, e attenzione per una deviazione, è stato fortunato qua anche il portiere di Asiago, che la deviazione non ha portato a niente di fatto. Tanto il disco indietro. Quadro completo. E intanto tiro di Asiago dal lato, che non è difficile non mette in difficoltà anzi il portiere Corazzari. Punteggio ancora bloccato sul 6-4 e ovviamente adesso verrò smentito subito. A 12 minuti e 29 dalla fine. E quindi Bastianoni prende il disco e prova a partire, bloccato da Gloder, quindi 2 contro 2, tutti su Gloder, uomo libero davanti alla porta che però non riesce a ricevere il disco. Intanto disco dietro per Capitan Oro. Quindi occasionissima adesso per Bonporto, per il fallo di Lazzari. Il Bonporto toglie il portiere per cercare e quindi si la gioca il superiorità 5 numerica. contro 4. E quindi si riparte con un 4 contro 3. E quindi si riparte con Bonporto in superiorità numerica, con Lazzari in panca puniti. E quindi prende il disco Raimondi, controlla Allegretti, Bastianoni. Intanto il Bonporto cerca i giusti passaggi per andare a tiro, occasione con il disco che va fuori dal campo per Bonporto, e quindi ci sarà un ingaggio a centrocampo. E quindi ingaggio vinto da Asiago, con Oro che è un fallo quindi di Raimondi. Si lamenta la panchina. Il terzo fallo per Raimondi, che resterà fuori per praticamente tutto il resto del match. Si lamenta, si scaldano gli animi nelle tifoserie. E quindi si giocherà
E quindi si riprende con un ingaggio nella zona della porta del Bonporto, che viene vinto da Allegretti, che cerca di portare i propri compagni di squadra nella zona offensiva. In questo momento le squadre sono in parità numerica, in 3 contro 3, perché sono presenti 2 giocatori in panca puniti, uno per squadra. Intanto Oro tiene il disco per aspettare che termini la penalità del Asiago prevista proprio nei prossimi 50 secondi, però invece vanno al tiro. Intanto prende il disco Bastianoni, che prova a saltare. Rosso prova il tiro dal lato e riparte Oro, che serve per Rosso e non si riesce ad arrivare alla conclusione. Quindi disco indietro intanto per Gloder. Oro che non esce probabilmente dall'inizio del secondo tempo e inizia sicuramente a sentire un po' di stanchezza. Ancora 7 secondi e poi ci sarà il rientro di Lazzari, che rientra, e quindi power play per 30 secondi per gli Asiago Vipers. E intanto disco giù, Lazzari. Oro, Rosso, Oro, tiro fuori, Rosso di nuovo recupera il disco. Otto minuti alla fine della partita, il risultato è ancora bloccato sul 6-4 per Asiago e c'è ancora tempo per recuperare. Intanto riparte l'Asiago con Lazzari che va al tiro, traversa. Il passaggio indietro per Oro, che va subito in avanti. Arriva ora al tiro di Gloder. Si riprenderà con un ingaggio in zona d'attacco per Asiago, vinto da Asiago, con Gabriele Oro che fa una finta, va al tiro, parato. E intanto Oro si alza intanto la tensione dalle 2 panchine. Intanto Oro, scatto su libero, disco bloccato dal difensore. Sarà stata l'occasione per il numero 4 di Asiago, che però non va alla conclusione. Intanto di nuovo Oro, pressato da Allegretti, che va dietro la porta, è stanco, non riesce a recuperare, ma questo non è il modo di far uscire i ragazzi di Asiago da dietro quella porta e fargli perdere tempo. Ci vuole un po' di strategia in più. Bastianoni riparte intanto l'Asiago con Gloder, che ha l'occasione e va a segnare con il numero 11 Gloder Riccardo, e si porta sul 7-4. Si
vede già la stanchezza di Bonporto, ha dato E quindi tutto. time out Scomed Bonporto. La Giallo Viper segna con il numero 11 in Carlo Glover con l'assistenza di Lazzaro Leo numero 18. Termina ora il time out da parte di Bonporto e si riprenderà con un ingaggio a centrocampo. E quindi si ricomincia con l'ingaggio a centrocampo vinto dall'Asiago Vipers con Oro che cede a Gloder, autore dell'ultima rete. Occasione per il Bonporto davanti alla porta di Mattia Longhini. Samuele Rossi intanto dietro la porta di Bonporto che lotta per il possesso del disco, che però prende Giampaolo Bastianoni, che prova a andare e far partire un'azione di attacco. Intanto continua il tifo di Bonporto e intanto Gloder tripletta per lui e va a segno e porta l'Asiago Vipers a 8 gol. Quindi cambio portiere per Scomed Bonporto intanto e si riparte. Ingaggio vinto sempre Capitan Oro. Mancano ormai 5 minuti alla fine di questo incontro. Riprende il disco Bastianoni che prova una discesa e prova di nuovo uno dei suoi rovesci, che però trova un Longhini pronto questa volta. Si parte con Allegretti dietro la sua porta che va a scaricare indietro per Giampaolo Bastianoni, che parte subito in attacco. Oh, grande discesa di Bastianoni che viene bloccato secondo gli arbitri non in modo falloso, ma si continua a giocare intanto. Allegretti, c'è un po' di confusione in questo momento. Intanto Asiago mantiene il possesso del disco sempre con Capitan Oro.
che prova la ripartenza. Allegretti non ce la fa più, Bastianoni si fa trovare, comunque è pronto e i ragazzi di Bomporto riescono a bloccare appunto il disco e la discesa di Capitan Oro. Il tempo sta diminuendo, mancano 3 minuti e 35 e ovviamente il Bomporto deve aumentare il pressing. Situazione adesso difficile per Bomporto, che se vuole provare a ristabilire una parità con Asiago avrebbe bisogno di mettere in campo intanto tutte le sue forze. Intanto Asiago controlla il disco con Lazzari dietro la porta. E riparte e c'è il tiro che segna sul primo palo e non può niente il portiere di Scomed Bomporto. Asiago si porta sul 9-4 grazie a Lazzari Leo. Intanto recupera il disco il Bomporto, che dietro la porta va a cambiare, però non ce la fa. E Allegretti cerca gli spazi per andare a rete, per andare in attacco, ma non li trova. E intanto si entra negli ultimi 2 minuti di gioco per questa finale che decreterà appunto la vincitrice del campionato Under 16 per l'anno 2024-2025, che in realtà porterà l'Asiago Vipers con praticamente il 100% delle probabilità, ma a vincere la medaglia d'oro. Intanto continua Asiago con il pressing e le occasioni. Intanto ci riprova Giampaolo Bastianoni, che abbiamo visto ormai e adesso prendere fallo, forse con un po' di ritardo, sicuramente non era questa la discesa probabilmente da sanzionare per interventi di Asiago. Comunque l'intervento arbitrale è arrivato e quindi sarà la possibilità anche per Bomporto di effettuare il power play in questo ultimo minuto e 12 secondi. Ingaggio vinto dal Bomporto e arriva subito il tiro, non parato dal portiere Mattia Longhini. Poi Giampaolo Bastianoni, il passaggio per Allegretti, arriva il rebound. E quindi può riprendere il disco intanto Bastianoni, provare una discesa per mettere di nuovo in difficoltà
Mattia Longhini. Intanto disco al numero 16 di Asiago che può ripartire e andare al tiro con il rovescio. Bastianoni riprende il disco, prova l'ultima discesa nei prossimi 20 secondi per provare un'altra rete per finire la partita. Intanto disco indietro, però viene, attenzione, passato da Allegretti, dal portiere, parte il conto alla rovescia per gli Asiago Vipers, 1, e quindi gli Asiago Vipers vincono anche la seconda finale del campionato dell'Under 16 e quindi partono i festeggiamenti. E l'Asiago è campione d'Italia. E quindi come per la precedente finale, gioia, molta gioia per gli Asiago Vipers e tristezza dall'altra parte del campo, che però Monporto, per quanto mi riguarda, dovrebbe essere contentissima del risultato comunque ottenuto. Hanno raggiunto penso la prima finale nella storia di Monporto e hanno lottato fino all'ultimo contro una squadra che comunque tecnicamente è molto preparata. Occasione quindi sfumata per Capitan Raimondi, guidati anche da un Giampaolo Bastianoni che veramente ha dato del filo da torcere a tutti quanti. Complimenti a entrambe le formazioni, una bellissima partita. E quindi si riparte con il saluto e poi con la premiazione degli MVP del match, e poi con le premiazioni delle squadre che hanno partecipato appunto al torneo per le due categorie Under 12 e Under 16. E quindi MVP consegnato al numero 45 Corazzari Emanuele di Monporto per l'ottima partita disputata. Lo Scome Monporto invece ha individuato in Rosso Samuele numero 26. E quindi MVP per Rosso Samuele per gli Asiago Vipers. Complimenti anche a Samuele
che ha disputato una bellissima partita. A tutte le squadre che hanno partecipato di entrare in pista. E quindi si parte con le premiazioni. Il conforto e l'Asiago subito modellato del pubblico, grazie, Eliana, possibilmente. In ordine anche per classificazione, grazie. La 12 qui in ordine di classifica, grazie, quindi vicino al banner la classificata e man mano per la festa. Asiago si avvicina a Monporto, Asiago dovrebbe essere la prima. Ciao Campolino. Oddio, buono. Chiedo cortesemente alla federazione e alle autorità comunali di entrare in pista.
Grazie buon pomeriggio a tutti, devo ringraziare ovviamente principalmente gli atleti che si vanno a fare, ovviamente ci sono vincitori da premiare per questa passione da evento, un invito anch'io ai ringraziamenti per i genitori che insomma capisco il sacrificio ma come vedo è un gran risultato. Sempre ovviamente questa organizzazione ha un grande lavoro dietro, quindi voglio assolutamente ringraziare il presidente Massimo Calò, a cui devo dedicare un grande applauso a lui che è tutto il suo stato che collabora per la nuova visita della manifestazione. Quindi spero che siano stati problemi molto intensi, quindi siamo
poi ci